Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza organizzata dal Circolo Culturale Navarca, dalla Proloco di Aiello e dal Comune di Aiello, che non hanno organizzato naturalmente solo la conferenza ma anche tutta la festa delle Meridiane. Siamo giunti alla 16ª festa delle Meridiane, un bel traguardo, vedo tante persone amiche della nostra regione come gli omonisti, ma anche persone che sono venuti da fuori della nostra regione, e questo mi fa molto piacere. La festa naturalmente è sotto un certo aspetto culturale e anche classica. La parte culturale, e c'è questa bella conferenza, ci sono ben 4 mostre che avrete modo, spero, poi di poter ammirare e vedere, no? E poi abbiamo nel pomeriggio la presentazione delle macchine gnomoniche alle 15:30 presso la sala consigliare del municipio, qui a 200 metri di distanza, e alle 17 faremo la inaugurazione delle nuove 4 meridiane di Aiello. Per chi è la prima volta che viene ad Aiello, paese delle meridiane, conosciuto ormai da 20 anni, e siamo giunti al traguardo di 100 meridiane, quindi non poco, devo dire, quindi possiamo dire che è la capitale italiana delle meridiane come piccolo paese. Diciamo che le 4 meridiane di quest'anno, ci sono dei manifesti fuori, sono queste, le descriveremo naturalmente nel pomeriggio. Sono molto particolari, soprattutto 2, e hanno delle anche novità, quindi vi invito a rimanere nel pomeriggio, che con la banda andremo per le vie del nostro bel paese a presentare queste 4 opere gnomoniche, presenteremo gli autori e presenteremo anche l'opera. Al termine del percorso rientreremo poi qui nel cortile delle Meridiane e tutti quelli che avranno partecipato avranno la possibilità di dare anche il proprio voto a queste meridiane, che ha un peso del 25%, l'altro 25% del voto viene dato fino alle ore 12 tramite chi si collega al nostro sito internet, e poi il 50% del voto invece è stato dato da una commissione di esperti, ma ne parleremo nel pomeriggio. Io direi di entrare, diciamo, nel vivo di questa conferenza, che ringrazio tantissimo naturalmente chi ha aderito a questo nostro invito, il mio monista di Trieste Paolo Alberi, no, che già è venuto a portare, diciamo, la sua cultura, soprattutto sulle meridiane della storia, non solo della nostra regione, e ne parlerà proprio per primo nel primo intervento. E poi abbiamo la professoressa Cecilia Beni, Cecilia Urania Beni, che presenterà le opere di suo marito, che non è più con noi, ma è il padre degli omonisti del Friuli Venezia Giulia. Dopo di lui avremo il professore Andrea Carusi, che viene da Roma, astronomo, poi ne parleremo, naturalmente, che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. E per completare questa bella conferenza avremo un filmato che è stato realizzato da Orlando Zorzenon con suo figlio, della costruzione del globo di Gnomonica, ma ne parleremo ben nel dettaglio. Prima di iniziare io vorrei passare la parola al nostro sindaco Roberto Festa, che porta i saluti dell'amministrazione comunale che abbiamo qua con l'assessore Berti Portignon alla cultura. Prego. Buongiorno a tutti gli intervenuti, io sono un po' di anni che sono qui in questa manifestazione, splendida, sono 16 anni che continua e spero che duri per moltissimi altri, tanto da raggiungere traguardi molto più importanti sia come organizzazione, quindi Circolo Navarca, che anche come comunità, perché la peculiarità di queste meridiane, che è una cosa importante per Aiello, di cui ha detto bene Aurelio, siamo, possiamo dire, la capitale d'Italia, non dico d'Europa, chi lo sa, forse anche d'Europa, proprio per numero e tipologia di meridiane, quindi spero che veramente continui nel tempo questa manifestazione, che
che poi è una manifestazione importante dal punto di vista culturale e anche come corollario poi vedremo nelle vie del paese. Mi fa piacere di vedere volti che vedo qui da anni e volti nuovi a cui do il benvenuto, e io spero che questa, anzi non ho dubbi che questa conferenza sia qualcosa di assolutamente interessante, come avviene ogni anno, con cose nuove, con idee nuove, con progetti nuovi. Un ringraziamento particolare va all'amico Aurelio, senza il quale questa manifestazione onestamente non ci sarebbe. L'amministrazione poi unisce le forze e fa da corollario, però oggettivamente bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi all'amico Aurelio va un tanto perché è una sua idea, e quindi un plauso veramente a Aurelio ci vuole, perché porta avanti casualmente è stato l'unico sindaco a farne 6 di fila, perché casualmente con le elezioni ha scombinato un po', e quindi ancora quest'anno sono qui a darvi il nostro saluto, che do volentieri a tutti.